portare a Rovigo un grande numero di amici, di collaboratori, di persone esperte nell'ambito, diciamo, di quella che è proprio tutta la materia diabetologica e con cui collaboriamo da anni alla ricerca di tutte le migliori, diciamo, formule assistenziali possibili. Sono praticamente tra persone amiche, tra persone con le quali ho stima e che ringrazio profondamente di essere qui con me oggi. Il tema dell'aderenza è un tema sul quale sono un paio d'anni che desideravo, insomma, aver modo di affrontarlo, proprio per l'attualità che ha, proprio per il momento anche storico che la diabetologia sta vivendo, l'avvento di nuovi farmaci, la messa a punto di tecnologie sempre più alla portata, diciamo, della grande massa di persone con diabete che sono veramente in grado di migliorare la loro vita, ma proprio nel momento in cui si hanno mezzi, strumenti nuovi e vantaggiosi, diciamo, per la qualità e la salute delle persone, dei cittadini, e diventa sempre più urgente, cogente cercare di coniugare l'appropriatezza delle cure e delle terapie, ma anche con la loro sostenibilità, perché l'innovazione porta sempre a costi maggiori. In questo senso devo riconoscere, e qui io ringrazio ancora una volta di gran cuore la dottoressa Ghiotto, la dottoressa Scrocaro che è in arrivo, la dottoressa Andretta, cioè coloro che nell'ambito della regione e dell'azienda Zero stanno producendo ogni sforzo proprio per cercare di coniugare in questi tempi così difficili queste problematiche così a volte così difficili proprio da tenere insieme. Aderenza terapeutica è un tema che viene affrontato già da alcuni anni in ambito regionale e che io ci tenevo personalmente come presidente regionale della Società Italiana di Diabetologia a raccogliere proprio all'interno, diciamo così, anche della legge delle società scientifiche. In questo senso non posso non ringraziare i colleghi qui presenti dell'AND, i fratelli dell'AND che partecipano a questo congresso, portano la loro esperienza, che è un'esperienza anche maturata in tanti anni di rapporti, di conoscenza, di competenza con il settore della farmacia. E infatti l'altra protagonista di oggi, della giornata di oggi, è proprio Federpharma, il dottor Galante che qua lo rappresenta. Il dottor Fontanesi ha avuto un improvviso problema di salute per cui non è presente, ma il dottor Galante è veramente la persona adatta e sensibile proprio su queste tematiche per aiutarci e collaborare. Non mancano e non potrebbero mancare quelli che sono i rappresentanti delle associazioni diabetici. C'è la coordinatrice regionale, la signora Bertaggia, che qui con noi porterà la voce dei pazienti con la solita chiarezza, con la solita lucidità che la contraddistingue. Abbiamo inoltre la rappresentante dell'OSMI, di quegli infermieri che sono la spina dorsale degli ambulatori specialistici, sono coloro che si fanno carico nell'ambito dell'assistenza al paziente diabetico negli ambulatori medici, specialistici e della medicina generale, di portare avanti la parte più importante di quel tema che è l'educazione terapeutica. E come AND, SID, Federpharma, Associazione degli infermieri, Associazione delle persone con diabete, Regione, un concorso di professionalità, di competenze, di ruoli, e mi ha fatto capire, mi fa capire, ed è il disegno un po' della giornata, quanto importante sia l'approccio multidisciplinare, multiprofessionale ad un tema come l'aderenza. Non esiste una soluzione unica, una ricetta unica che possa risolvere questo importante problema di cui avrete modo durante la giornata di capirne l'impatto e l'importanza anche della cronicità e anche, diciamo, della malattia diabetica. Sono convinto, credo che siamo convinti tutti, che appunto siano necessario mettere insieme intorno a un tavolo le competenze di tutti, trovare, diciamo, un linguaggio comune che permetta al paziente che sta al centro di poter essere consapevole
dei rischi che corre e dei vantaggi che potrebbe avere dal superare, diciamo, il problema appunto della non aderenza alla terapia. Ovviamente, tutto per ultimo, ma per motivi diciamo di affetto e di adesso di partecipazione, la mia direzione generale, il mio direttore generale, il dottor Compostela, e il mio direttore sanitario, il dottor Contato, che dico la verità mi hanno sempre molto appoggiato ed aiutato in questa iniziativa e spero mi coinvolga. E un'ultima citazione, un'ultima diciamo un'evoluzione evidentemente adesso, il corso di laurea di educazione professionale. Avremo anche il loro contributo, dall'Università di Padova, è un corso che si tiene qua a Rovigo, a cui io dico la verità tengo molto, perché credo che anche la loro professionalità possa esserci assolutamente utile nel trovare quelle che sono le scelte, i messaggi migliori, i piani educativi più adatti per poter, diciamo, rendere il problema dell'aderenza un problema di più facile soluzione. A questo punto direi, invito il mio direttore generale qui con me, perché